Professor Francesco Salata, in pensione dopo 40 anni di insegnamento, come si sente? Mi sento molto sereno perché ho fatto 40 anni di una cosa che mi è sempre piaciuta. Mi è piaciuta poi particolarmente perché ho scelto di rimanere all'interno di una scuola, che è l'Istituto Barbarigo di Padova, che è una scuola che è paritaria e quindi ce ne sono diversi ricordi. Naturalmente alcuni risalgono all'inizio. All'inizio, per esempio, mi ricordo quando ho fatto il primo concorso per entrare nella scuola statale, la prima sede che mi è stata affidata era a 2 chilometri da casa mia. Mi sono consigliato con mia moglie e mi ha colpito quello che mi ha detto una mamma di un ragazzo che avevo allora alle medie. Mi ha detto: professore, se può rimanga in Barbarigo. Io ho pensato, mi sono consigliato e ho deciso, e credo di non essermi mai pentito di questa decisione. Una formula che ho sempre usato alla fine di ogni anno, quando soprattutto insegnavo il biennio delle superiori e si studiava il romanzo dei Promessi Sposi. Al termine del romanzo il Manzoni dice: questa storia non so se vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vogliate bene a chi l'ha scritta, e lui faceva finta che fosse l'autore anonimo, e anche a chi l'ha raccomodata e faceva riferimento a se stesso. Se invece non vi è piaciuta, sappiate che non l'abbiamo fatto apposta. Un altro piccolo ricordo mi è venuto in mano proprio questa mattina ed è un articolo di Alberoni che vorrò consegnare proprio ai miei alunni di quinta che si stanno presentando alla maturità. E c'è scritto: per avere successo nella vita, più che la grinta conta l'umiltà. Credo che questo sia un messaggio che vale per me e credo che valga anche per loro.